Benvenuti su Televignole, ancora parliamo di robe serie, cioè non è che le altre volte parliamo di robe di monaie, ma stavolta è una roba un po' seria ed è il piano del traffico. Voi sai che all'estero Arco arriva su queste robe qui a Begà, noi a Vignole invece eh, ne siamo messi d'accordo di un attimino, anche perché, vi dirò, è andato in mano tutto all'ingegnere Mario Morandini, quel che sta anche sindaco all'estero, quel che lavora con i frati piccoli, i fratini, con i gobi, che porta sempre fortuna, insomma, non chi se ne intende. Questo qua ne elabora è il VRUM, e il VRUM sta per Vignole Repubblica Uso Macchine, VRUM. Adesso vi faccio vedere una prima roba del progetto, una prima roba del progetto, vede estero, i confini, e vede quegli otoli, no? Che, pensi allora, nato è verso Moleta, per insomma verso una banda è subito vicino al confine con Sciacca, dove è il centro Omega, quelle robe lì, e dall'altra lei mi diria su alla Mazza, no? Prima della Iaranac. Ecco, ve lascio lì un attimino così memorizze il VROM. Ecco. Allora, in cosa consiste il VROM? È molto semplice. Noi facciamo sti 8, dopo vi spiego perché serve sti 8, al posto delle rotatorie. Cioè, come ho detto, uno alla Moleta, uno sulla Mazza e uno lì al centro Omega. Perché? Perché ne siamo convinti, parlando tra di noi, che nella Repubblica di Vignole bisogna istituire il senso di marcia a sinistra come in Inghilterra. Voi direte, ma perché mi devo arrivare fin lì a sto 8 e dopo cambiare le abitudini solo per quel tocchettino della Repubblica di Vignole? Tanto non è proprio un tocchettino, ma a noi ne serve perché parlando con i nostri alberghi, se uno va dentro dalla Mazza e invece che tenere la destra, te la sinistra, e va dentro dalla Marisa, meglio nel parcheggio, no? Così come quei che vegliano su, tenendo la sinistra, i ciappa meglio il parcheggio del Bar Primavera e i ciappa meglio anche quello dell'Everest. E intanto, cioè, le nostre strutture turistiche e noi che teniamo queste robe qui. Ma poi anche per dare un bel segno di discontinuità, come dicono, no? I politici. Cioè, voi state nando nella Repubblica Vignole, occhio che chi cambia le regole, occhio che chi è nata roba. Non solo. Dopo che è il discorso che noi vogliamo istituire il divieto di 30 all'ora anche a noi, ma però diverso da quel che vuol fare all'estero, Arco. In sostanza cos'è che fem? Qui che va sotto il 30 all'ora, i ciappa una multa secca, perché tanti mamma sappiamo, tante, cioè, vuol andare a 30 all'ora, toate la bici, va a pè, toate la corriera, e se no lascia che gli altri vaga, perché ti devi formare le coe. Dopo che sarà le derve, i trattori, se uno non è in coa, insomma, lì dove studiare che su anche con l'ingegnere Morandini, però il concetto è questo: se te vai in Massapiano, no, te impedissi e te crei i casini, perché dopo che i tamponamenti, uno va avanti, driva, ecco. Un'altra roba, che anche questa qui è la novità, è quella dei parcheggi. Noi la siamo liberi, cioè non fai pagare niente, proprio niente. Né dischi orari, né a pagamento, né con quelle colonnine, niente. Liberi. L'unica roba che domandiamo è la pezza d'appoggio. Cioè uno, per esempio, mette la macchina davanti alla Coop lì in via della stazione Bolognana e deve andare alla Coop o alla cassa rurale o che l'ha presa diventerà a Cari Vignole, insomma, comunque stanno anche lì e quando vai fuori i nostri vigili lì gli domandano dove sta? Lui che dice sono alla Coop, boh, cosa ha tolto? Ma non è perché volevo vedere scontrine, è per avere la pezza d'appoggio. E fa, guarda, non trovo niente che non trova niente di mio gusto. Allora andiamo dentro alla Coop col vigile che domanda alla cassiera: è vero che sto qui è venuto dentro e le mie forze non è stato niente perché non veniva bene niente?
e lì lei ha la sua parola contro quella degli altri, però noi ne fidiamo, noi chiediamo credito alla Z, cioè non consideriamo tutti ladri e gosiadri. Uno, non so, è lì in piazza e lascia la macchina vicino alla posta a Sficon, dentro la posta, è il vegno alla posta sto qui, o l'ha lasciata lì perché non sa dove metterla e deve andare a trovare l'amorosa, perché anche a quel diventa un problema suo, di quello della macchina, perché noi andiamo a chiedere l'amorosa, a domandare che se lei è la vera amorosa o se lei è l'amante, cioè capì chi, cioè, non è che si sgara, non è che gli è per tutti liberi, non ti paghi niente, basta che ti gabbia il tuo belle pezzo d'appoggio. Insomma, ne parla di fare delle robe da garantomaca perché hanno dei consulenti buoni e se quelli dell'estero di acqua vogliono mandarne idee che danno, se chi, non hai miei problemi, cioè, anche gratis, basta che dopo ne lasciano pazze con le bollette, cioè che ne tira via la luce, che ne fa l'altra volta, cioè noi siamo a disposizione, basta che non gli venga a rotolare le scatole. Ecco. Vroom, ricordevi, Vroom. E secondo me se ne parlerà. Alla prossima.